Buongiorno. Questo è un antico telaio. Di chi era? Era di mia nonna. Funziona tutto manualmente. Il lavoro del telaio è sempre una mano che va sia a destra, a sinistra, si cresce e si diminuisce. Bisogna avere sempre l'occhio vivo. Si possono realizzare dei tappeti grandi, piccoli, quadratini, centrini, si possono fare uno di tutto. Se il filo è grosso mettiamo la stoffa più grossa, ma se il filo è fino la stoffa deve essere fina perché si consuma. Guarda come rialza il filo. Sì. Vedi? Invece se lo mettiamo più fino il filo non si vede, Quasi scompare. si vede di meno. Hai visto? Se il filo rialza assai si consuma e dura di meno. In questo momento cosa sta facendo? E per ora sono 2 tappetini piccoli, si possono fare di 1 metro, da 1,5 metri, da 2 metri, la lunghezza che si desidera si può fare. E queste sono fatte a strisce, sono proprio il lavoro antico, di quello che si faceva dagli antichità. E però si possono fare dei altri tipi di disegno. Tutta stoffa riciclata, la vediamo qui. Sempre sì, riciclato. Si inizia con il filo, si passano i fili con le spolette e poi si mettono le stoffe. Si possono fare tante cose. Bisogna cercare i colori giusti, cercare i disegnini che si desiderano, sia grandi, piccoli. Si possono fare tante cosine. Ci vuole tanta pazienza oltre che tanta passione. La pazienza è la prima cosa. E se si sbaglia di qualche passaggio si deve tornare indietro. E non si può andare avanti. Sto passando dei fili per un passaggio semplice. È un passaggio con le righe. Si deve lavorare bene per andare avanti. Come funziona? Quali sono i componenti principali? Allora, ci vuole, il principale sono i licci e il pettine, poi il filo è la principale cosa, ci sono i pedali, è proprio quella macchina che si devono proprio. Questa è la macchina che ci fa alzare e scendere, questa qua. Questo è proprio il motore. Il motore del telaio sono i licci e il pettine. Quindi si lavora contemporaneamente con le mani e con i Con le piedi? mani e con i piedi, sì. E se si spezzano dei fili si devono subito andare a sistemarli. A che età hai iniziato a utilizzare il telaio? Io ero piccola, surai 10-12 anni, quando già mia mamma mi faceva fare i rocchetti, guardavo, andavo all'ordito per vedere come facevano, però io non potevo toccare niente perché ero troppo piccola. Era una cosa giusta che mi dicevano i miei, perché se si sbagliava a fare qualche passaggio si doveva tornare indietro. Ora ci credo quello che mi dicevano i miei, sì, perché era vero. Una volta quasi in ogni casa c'era un telaio, perché sì. si realizza con questo telaio non solo il tappeto, i tappeti, ma si realizzano tanti altri oggetti. Tante altre cose. La tela principalmente, la tela per fare i lenzuoli e per fare asciugamani. Si può fare uno di tutto, bisogna avere pazienza. Non si può fare soltanto la tela, si lavorano, ci sono tanti tipi di tessiture. Si può fare, noi diciamo in dialetto, pedilana, tela, pedilana, lucchiddu, però ci vogliono questi, sono sempre file contati. Col pettine sempre file contate, se non si può sbagliare mai, perché non può andare avanti se non si contano i fili. Quanto tempo ci vuole per realizzare un tappeto? Dipende dalla larghezza e dipende dal disegno. Se è una cosa lavorativa leggero, in un giorno si può fare 1 metro, 1,5 metri, in un giorno di questo tipo. Ma se è un pochettino più impegnativo ci vuole, per fare quel tappeto là, ci ho messo quasi 1 mese per farlo. Che dimensioni ha questo tappeto? Questo è già di 3 metri, la lunghezza è 3,5 metri, però sono 2 foglie
e sono quasi 7 metri. Devono abbinare i colori, devono abbinare... Quelli nel centro sono già, vedi come si appattano bene i disegni. Se non sono fatte per bene, a file contate non corrispondono mai il disegno giusto, perché sono 2 foglie che le devo unire io. Ma quando inizia un tappeto lo ha già in mente? L'ho già in mente, sì, il disegno già l'ho programmato, sia farlo grande, sia farlo... Ci sono quelli grandi, ci sono quelli piccoli, ci sono quelli che vedi, io le faccio sparsi. Non bisogna sapere solo mettere le stoffe qua, ma bisogna inquadrare tutto per bene. E sappiamo che in paese sono rimasti in pochi. Speriamo che si rinnovano. Siamo ancora 2 sole che facciamo questi lavori, più io e un'altra persona. Lei lo deve tenere a mano questo filo per vedere quanto è grosso. Vedi che è finito Sì, di... fino. Questo è per fare asciugamani o lenzuola. Certo. Questo è più Questa grosso. è un'altra Questo cosa. è proprio per certo, fare le certo. pezzate. Questo è più grosso, vedi? Non c'è paragone. Perciò se uno mette, per fare questo qua, per fare questo pezzettino CAI di filo, io stai 1 ora per raccoglierlo, se ci crede una. Per raccogliere quello grosso ci vuole 1 giorno, minimo ne è fare 25 per metterli qua. Questo c'è un altro telaio qua, si mettono i rocchetti qua. E qua vanno 20 rocchetti. Tutti questi rocchetti li devo tenere a mano, tutti questi fili, e devo iniziare io a fare l'ordito. Perciò 25 fili vanno e tornano. Posso ir per 40 volte, per 50 volte a girare. È un tappetino fatto proprio piccolino piccolino, ma posso fare pure quelli più piccoli. Questi sono i braccialetti, sono proprio quelli più piccoli. Sì. Per fare queste cosine piccole ci vuole più tempo per farle quelle grandi, perché bisogna staccarle, ogni 10 fili le devo staccare. Se ci sono 2 o 3 persone che lavoriamo, io faccio una cosa, lei ne fa un'altra, il lavoro viene più, invece farlo sempre una persona non è vero. Questo è, in dialetto nostro si chiama manimolo, avvolgitore del filo, si avvolge il filo. Questi sono per fare i rocchetti. In dialetto dice ma canneggia. Usate perché si dice una canneggia? Perché prima qua si usava la canna ai piccolini che si mettevano, ora non ne facciamo più, ci mettiamo i carte. Però si chiamava canneggia perché ci mettevamo un cannolo dentro, si chiamava canneggia. Questo, vedi? Questa è una canneggia. Però ora, siccome è grosso, si chiama cannolo. E questo è il nostro dialetto, purtroppo, e dobbiamo tenerlo sempre. Io ho imparato della mia mamma e ora voglio farlo conoscere pure ai ragazzini, se c'è qualcuno che gli interessa. Lo dobbiamo tramandare, sì, è di dovere tramandarlo. Facciamo ancora una volta i complimenti alla signora Carmela. Dal Carali Fusi, voi fateci sapere da dove ci state guardando. Ciao ciao!